Un caro amico mio adesso Sì. non... Buonasera. Ma siamo in diretta? Sì, buonasera. Un saluto a Pasquale. siamo, Pasquale. siamo su YouTube, quindi Un braccio forte, un braccio forte per Pasquale e per tutti gli amici che ci ascoltano in quest'ora. Siamo qui riuniti in questa pubblica piazza per dirvi che ma poi figurifica dammi. tra un po' dovremmo iniziare il programma. Alla mia sinistra, alla vostra destra, alla mia destra, alla vostra sinistra, Giulio Gioia. Alla mia sinistra, alla vostra destra, Ciro Doro. Alla vostra sinistra e alla mia destra, Gianni Capello. Sì, ma abbiamo fatto questa presentazione. al mio centro, ma in un gestibile, Allora, centro ma non a centro. centro c'è l'artista Nino Forte. Al mio centrale che mi inquadra dall'altro lato Sì. c'è il caro amico Ecco, te dico a Cleo fare. Ecco, te dico a Verdicchio. fare. Stasera abbiamo l'onore di avere Cleo, Quindi, Guardate, ecco, se te girate dico a fare. la camera tele Ecco qua. ci facciamo un selfie. Buonasera. Buonasera. Riette Radio PC, targato Napoli. Niente, Allora, ragazzi, fra poco, ragazzi, fra mancano poco, proprio ci stiamo preparando, tre quarti d'ora preciso e andiamo in orbita. Da spesa non va tutto così. Che succede? Non so. Che hai fatto? No, non siamo in diretta. Hai Siamo il tolto- dito che ti... Avevo Ecco. fatto Io uno ma sbaglio. alta definizione, ecco tu dica Tu leva una chitarrella, cavolo. mo faceva una serenata, una bella stasera. serenata. C'è in questi giorni che sono belli, tanti auguri, fa imparare. Eh sì, siamo sempre noi. Adesso prendiamo il nostro... Nino, no, io aspetto, ci capito, Si vede qua? No. Non si vede, si vede. Sì, siamo Allora qua. mo faccio l'intervista, faccio l'intervista. Buonasera. Buonasera. Buonasera al dottor Cleo. Dottor Cleo. Ognuno è dottore in quello che fa. Allora E c'è noi abbiamo ragione. il dottorato. Lui ha fatto. alla mia, chiedo scusa, la mia. Chiedo scusa. Sì. Scusa, Lui è bello sculiano, lo sai? Sì, infatti. Perché se mi sa con L'era capita sta cosa qua, per superare, capito? parliamo di cose serie. Ma una lepre come viene cucinata? Povero bello. Una lepre come potrebbe essere cucinata? Cleo? Non ne capisco. Ci dispiace per gli animalisti, ma bisogna pure nutrirsi. Ragazzi. Ok, vegani e tutto quanto, ma bisogna pure Ma nutrirsi. questa è una cosa che mi fa una trasmissione a parte. Bravo. Allora facciamo una cosa, organizziamoci. Dobbiamo fare Passo per passo quando la cucina. certamente. Tempo ragazzi, facciamo così. Io porto un'altra lepre da Foggia. Facciamo fare l'appello. Fai l'appello. Ma Capisci come a perché me? andavano per forza Foggia sta lepre? No? Qua non si trova. no. Ma Là, si là. può Clea, si trova. No, capito. No. Vabbè, Assieme può trovare un coniglio. non coniglio. No, Ci vuole la lepre, ci vuole per forza la lepre. Allora Alfonso, cognato. Quando è lepre? 1 o 2? A Foggia, c'è la vita, ci posso mettere un mannassa, chi lo vuoi 1 o 2 lepre, va, a fo anche 2 lepre. Viene poco. Anche 2. Posso dire una cosa? Cominciamo dal mattino, io vengo e porta la mattina, stiamo là, ci mettiamo un mandasino innanzi, Bravo. tranquillamente. Tu fai un guaglione mio. No, io taglio la Vai, e poi fai che dici perché... Vuoi dicere una cosa? Si proprio sa da fare lepre, la da fa un top, Clea. No, lui fa il mio assistente. Sì, siamo in diretta, sono in diretta in televisione, si sente tutto. Se sono incazzati. Ma non ci passa manco, diciamo se sono incazzati. Si sente assai. È venuta, ha detto faccia a me. Oh, tu non ti no, loro stanno facendo una trasmissione. Io ho risposto a me, non me la foto proprio. È in gergo hanno italiano. ragione. Sì, sto scherzando. In napoletano avremmo un modo diverso di dire. Non ne passa manco la casa. Qualcuno già intendeva questo. Poi quando mi facciamo la Sì, trasmissione, non fanno Giulio,
A me mi passa manco per la lepre. Guarda lei. Punto della situazione. Avete il formaggio da grattugiare? No, no, Quando abbiamo... saluto abusivo con questo barbone abusivo. Che va. Non capite perché è passato un barbone, no? Che a pranzo poi è Natale, qualcuno invita a mangiare. Babbo Natale, con mio fuoco, Ciro d'oro, è molto abusivo. Tipo c'è cappuccio qui, guardate. Allungata. Si cacciano fuori. Allora facciamo così, ragazzi. No, non si sente proprio niente. Allora, ragazzi. Chi sotto? Facciamo così. Chi sotto? Ragazzi, dobbiamo parlare molto sottovoce. No, c'è molto bassa. No, parlare piano piano. Io direi di tagliare questa diretta per il momento. Non si sente niente. Sento poco, cazzo. Ha fatto la fine su lepre. Voi vi domandate perché stava parlando così, ma voi dici, ma ne dopo ci hanno alluccato, hanno detto coppa mano, si sente tutto così in da trasmissione e purtroppo dobbiamo, se ne è scesa la voce comunque. Vabbè, ora noi siamo zitti. Dopo, quando la fanno loro e la facciamo noi a televisione, usciamo qui fuori a gridare a quelli che stanno qui fuori. A me ce la passa male, raga. Gridano, non gridano, tanto comunque è un mondo in bordello. Esatto, Figlio bravo. non ci diamo, silenzio, silenzio nella chiesa, ma nemmeno. No, perché che mi fa? Che mi fa il tarantella? È facile la sti tarantella. E c'è cosa da fare, che va. Stato buono. State-